Ha fatto pace con i trevigiani e con i veneti? Ma sono loro? Ma no, ma c'è qualcuno che non ha il senso dell'humor. Ma io pace da sempre, figuriamoci. Però quella cosa degli ubriaconi ha fatto molto fastidio qui. Comunque ragazzi c'è una sentenza della Cassazione che mi ha dato ragione. Lamentatevi col giudice, no a me. Scusate, basta, piantatela lì. C'è una sentenza, quindi siete così con sentenza ufficiale. E dovete ringraziarmi così almeno vi ho sdoganato. Senta, Anzi, vorrei un monumento, vorrei la cittadinanza onoraria veneta. Dalla Lega, la Lega se avesse un po' di humor, purtroppo non ce l'ha, se avesse un po' di humor mi darebbe la cittadinanza onoraria. Da abile comunicatore qual è, Oliviero Toscani chiude così, chiedendo di fatto di far parte del popolo di ubriaconi, la polemica infinita con i veneti. E lo fa al suo rientro ufficiale in questa terra, proponendo il circo di fabbrica, manco a dirlo, come alternativa al bere. Frequenteranno fabbrica, sarà un posto, si frequenta, invece di andare al bar si viene qua. e l'illusionista? Illusionista, no, ci saranno anche quelli, ma inviteremo il mondo qui. Un'operazione creativo-mediatica con Toscani grande domatore della comunicazione. Lei pensa che i veneti sappiano comunicare o devono imparare molto ancora? No, sicuro? Beh, è logico che sa comunicare, madonna. Divertenti, i veneti sono divertenti, sono estremi. Insomma, dai. Queste domande sti veneti, mi domandi dei siciliani, La differenza tra siciliani e veneti allora? che loro sono al sud, voi al nord. Devo dire una cosa, loro grondano di sangue nella loro ironia, no? Voi siete, grazie anche all'etilismo antico, etilismo atavico, siete più leggeri, siete più divertenti, i veneti ridono molto di più che nel sud, no, ma è vero, ma non solamente i veneti, se lei va in paesi scandinavi, sono tristi così, seri come voi, sui comandi, poi alla sera diventate divertenti, è vero che i veneti sono divertenti.